Allora, buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuti sul mio canale, dall'Otto Idea. Sono le ore 9:30 del 29 ottobre del 2021. Vi sto facendo vedere un aggiornamento che il ciclone, l'hanno battezzato il ciclone Apollo, si trova tra Siracusa e sta andando verso Catania, perciò di pomeriggio sicuramente passerà da Catania e poi in serata, insomma aspettiamo di pomeriggio fino alla sera che passa da Catania, che poi va verso Messina, e dicono che perderà, diciamo, potenza nella serata tra il sabato e tornerà di nuovo indietro per andare nelle coste, diciamo, nelle coste libiche, diciamo, in Libia, ma speriamo che non fa danno questo ciclone. Qui c'è un pochettino di vento già da stamattina, dalle ore 8, che ha piovuto anche, ha cominciato a piovere. Qui ci troviamo sempre a casa mia, a Petara, provincia di Catania, Sicilia. Siamo all'incirca 800 metri sul livello del mare. La distanza di qua a Catania sarà 17 km. Insomma, bisogna vedere uno che sta trapendo, anche di meno, bisogna vedere di dove scende. Va bene, detto questo, vi sto facendo vedere una panoramica della mia casa in questo vento che sta piovendo, però sono messo sotto l'albero. Qua c'è il mio orto e niente, là c'è Siracusa, perciò il ciclone di stamattina già è su per giù, sarà verso Siracusa. In data pomeriggio, diciamo, passerà di Catania fino alla sera e poi tornerà indietro. Guarda che si sta buttando di più il vento. Tornerà indietro che poi perderà potenza e tra sabato e tra domani insomma, si dovesse allontanare dalle coste ioniche della Sicilia per andare verso, si allarga, diciamo, verso al mare, si allontana per andare verso in Libia e passerà anche un pochettino di Siracusa, dicono. I venti qui saranno da 80 a 100 km. Al centro dove c'è il ciclone sono più forti i venti, ovviamente, perché si trova sul mare, diciamo, questo ciclone, che può arrivare anche a 130 km/h. Per tutte le persone che hanno subito, insomma, in questo periodo hanno subito tutte le persone diversi danni e ci sono state anche 3 morti. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Purtroppo questi cicloni sono in tutto il mondo, anzi ci sono città, paesi dove tropicali, diciamo, dove sono frequenti questi fenomeni, questi cicloni, e fanno più danno di ora, diciamo, di questo ciclone che sta passando qui da noi. Io sto facendo diversi aggiornamenti e vi sto facendo vedere il vento che c'è. Come dicevo, Siracusa è di là. Ora il ciclone in data pomeriggio si dovrebbe avvicinare verso Catania e poi tutta la sera andare verso Messina, tocca un pochettino forse Reggio Calabria e poi si allontana verso il mare, perché perde potenza, diciamo, si allontana verso il mare per andare in direzione di nuovo indietro, però a distanza dell'isola della Sicilia, per andare verso la Libia, dicono. Il ciclone, questo qua Apollo, l'hanno battezzato ciclone Apollo, e niente, ora farò diversi aggiornamenti. Aspetto vedo come si presenta la giornata e poi di qua, in questo punto preciso, che sono arrivato con l'ombrello sotto l'albero, e farò gli aggiornamenti fino a stasera. Vediamo, a più tardi.